Allora, qui l'Accademia del Friul, il Circolo Universitario Furlan, Accademia del Friul, che di Bant riguarda insomma tanti andafatis in diversi science sulla promozione e la riscoperta e la reinvenzione di un'identità furlane che è di una coscienza, una forza di unione, di coesione nelle nostre comunità di voi. E voi ossin qui col dean emerit Victor Tosoratti, che è stato di tramite col presidente dell'associazione sportive furlane, che in questo momento si propone di formare una rete civica culturale che unisce le società sportive, le società culturali, insomma il social per promozione dell'identità furlane. È stato tramite Tosoratti di un accordo, di un patto che insomma noi altri società di sostenere sul plan identitario, sul plan di coscienza storica, sul plan di una diffusione e condivisione della memoria, di sostenere queste rete di speranze di contribuire a creare un immaginari identitari furlan moderni, ma leat con orgoglio alle sos lidris che smior che la storia non propone. Allora Tosoratti dice io la dite Albert, che io conosco Daniele Puntel di Conquering i Cimins cominciato a ballon per tanti anni e con la avuto questa idea di associazione che sì, sicuramente una bellissima idea e dopo il ben che vede invinciuta l'Europeada e che sicuramente ha dato tante più visibilità, però che sempre dite mi fate il Friuli, mi fai Furlans, no? Per dire in maniera e poi di Alberto può dare un contributo in questo senso per rendere più forte questi risultati che contribuiscono insomma, a veicolare i principi dell'identità, non solo delle lingue ma anche di un senso di comunità, che è la roba più importante. Grazie. Bene,